iniziamo il nostro secondo appuntamento del No Nucleare Day a Milano. Secondo appuntamento per informarvi su quali referendum ci saranno a giugno. Non ve lo sta dicendo nessuno, anche se il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha chiesto esplicitamente alla RAI di informare i cittadini. La RAI sta facendo dei piccoli spot molto amministrativi dicendo come si vota e ci saranno i referendum, ma non sta facendo discutere e riflettere i cittadini sui problemi energetici, sui problemi della salute, sui problemi del futuro dei nostri figli, quel futuro che loro ci hanno dato in prestito insieme alla terra. Sostanzialmente la RAI sta impedendo a ognuno di voi di formarsi un giudizio autonomo per poter decidere se dire no al nucleare o sì al nucleare, se dire sì alle alternative rinnovabili o accettare questo atto che ha fatto il governo adesso, sostanzialmente di cancellare tutti gli incentivi che erano stati dati a chi vuol mettere pannelli fotovoltaici, a chi vuol mettere coibantazioni nel risparmio energetico. Noi stiamo parlando di qualcosa di molto importante e per dirvi quanto è importante voglio raccontarvi una cosa che non vi dice nessuno. A marzo dell'anno scorso il governo Berlusconi aveva approvato un decreto che era relativo alle emergenze radioattive, fatto ben prima di Fukushima in Giappone, disastro che è ancora in corso, di cui non parla più nessuno, fatto laddove le centrali confinanti col nostro paese, in Francia e in Slovenia, avessero avuto degli incidenti e quindi era stato fatto questo decreto laddove i problemi di polluzione, di inquinamento radioattivo nell'aria fossero diventati tali da superare le soglie di attenzione, le soglie di sicurezza. Aveva detto che occorreva stoccare, si è pensato alle farmacie perché sono l'ambito più vicino a tutti i cittadini, quantità sufficienti di iodio stabile, il cosiddetto ioduro di potassio, in modo tale che i cittadini potessero approvvigionarsene e risolvere un problema che è questo, e vi spiego semplicemente. La nostra tiroide si nutre, diciamo così, assorbe lo iodio che c'è nell'aria. Se prende iodio pulito si satura di quello e non ha bisogno di altro iodio. Se non prende iodio pulito e trova solo lo iodio sporco, fino a saturarsi prende lo iodio radioattivo sporco. Già oggi, per essere chiari, pur a 20.000 km da qui Fukushima, i livelli di radiazione sono alzati, non ancora in modo preoccupante e problematico, dobbiamo dirlo, è inutile fare del catastrofismo inutile, però dobbiamo ricordarci che questo iodio, quello radioattivo, si somma. Cioè non è che è qui e scompare, si somma a quello che già c'era, a quello degli disastri nucleari che nessuno ci ha mai raccontato, degli esperimenti di carattere militare che si sono svolti in questi ultimi 40 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, si somma alle Chernobyl, si somma, e questo iodio crea problemi gravi alla tiroide. Dopo Chernobyl 3 donne su 4, dati rilevati dall'ospedale dei bambini Buzzi di Milano e dalle donne partorienti che loro monitorano e trattano e visitano, hanno avuto problemi patologici alla tiroide. Questo per dire le questioni quali sono. Bene, questi articoli, compreso le cartine con le mappe del problema radioattivo che c'erano su questo atto del governo di marzo 2010, sono state tolte queste pagine dal decreto pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Peccato, e questo la dice tutta l'ignoranza che fa loro mano destra, non sa cosa fa la mano sinistra, che il decreto era sotto l'egida della Presidenza del Consiglio perché era della Protezione Civile, che era sotto la Presidenza del Consiglio, e quindi sulle pagine della Protezione Civile c'era per intero il decreto, e quindi abbiamo preso quelle pagine e le abbiamo ripubblicate e fatte girare in rete. Sul sito Eurosalus, quello del dottor Speciani, trovate queste pagine. Di più, abbiamo chiesto all'assessore alla sanità del Comune di Milano, Landi di Chiavenna, di fare un tavolo con i medici, compreso l'ordine dei medici, anche con quei medici
politici che dicono che il nucleare fa benissimo, non c'è problema, però un tavolo per gestire queste cose, e devo dire questo lo ha fatto. Cioè, tradotto, c'è qualcosa di indirizzi, indicazioni fatte dal governo Berlusconi che non vengono ottemperati neanche dal governo stesso e dalle proprie amministrazioni. Cioè il Ministero della Salute non si sta preoccupando se nelle farmacie milanesi, neanche in quelle comunali, lo sta facendo adesso il comune perché le abbiamo chiesto noi ecologisti, se c'è stoccato lo ioduro di potassio. Noi abbiamo fatto delle prove alzando il telefono e chiamando le farmacie, e la gran parte delle farmacie non sapeva neanche che ci fosse questa roba e non disponeva dello ioduro di potassio, addirittura alcuni dicevano è inutile. Ok? Allora questo è un quadro delle informazioni che non vi vengono date. L'altra questione che non vi viene detta è che il fotovoltaico sta diventando qualcosa di assolutamente competitivo anche in termini economici con l'energia nucleare, con l'energia dei fossili, quindi carbone, petrolio, eccetera. Ed è evidente che nel calcolo di ciò che rende economico non è il costo di mercato che dobbiamo mettere, ma è il costo che riguarda anche la nostra salute. Messo un pannello fotovoltaico, quando ce ne sarà uno con una capacità di resa al metro quadro superiore, basta toglierlo e sostituirlo, non ha nessun costo. Quando c'è da smantellare una centrale nucleare occorrono, anche in termini proprio di soldi nostri pubblici, una quantità di milioni di euro incredibile, tant'è che noi abbiamo ancora a che fare con Trino Vercellese e Caorso. Non solo, a tutt'oggi nessuno ha trovato una soluzione, ma nessuno nel mondo, una soluzione certa e sicura e definitiva per le scorie. Cioè il potenziale radioattivo delle scorie di una centrale è infinitamente superiore a qualsiasi contenitore pensato in cui metterle dentro. Questo è un problema che ci deve essere spiegato. Facciamo finta che anche le centrali nucleari fossero le più sicure possibili e facciamo finta che hanno trovato le centrali di quarta, quinta, sesta generazione. In realtà la questione delle scorie è una questione non ancora risolta. E quindi noi non ne facciamo una questione ideologica, non ne facciamo una questione di tabù, ne facciamo una questione pragmatica che riguarda la salute nostra e la salute dei nostri figli che ci hanno dato in prestito questa terra, a cui noi dobbiamo riconsegnare. Ogni volta che pensiamo di generare un figlio dobbiamo pensare in che terra lo mettiamo e che terra gli daremo. E ogni atto che facciamo, ogni atto pubblico che viene fatto, noi dobbiamo vedere se regge rispetto alla possibilità di consegnargli una terra da vivere a questi figli. Questo lo dobbiamo fare sia quando parliamo di acqua che si vuole privatizzare, sia quando parliamo di alimenti con OGM e quindi con trattamenti genetici che possono alterare completamente la qualità di quel cibo, sia quando parliamo di energia. È evidente un'altra cosa, non soltanto non veniamo informati come cittadini italiani, ma anche il referendum, guarda caso, l'hanno voluto spostare rispetto alla data delle amministrative. Potevano farlo coincidere. Costa peraltro, spostando la metà giugno, che andiate a votare o no, 300 milioni di euro in più. L'hanno voluto spostare per sperare che non ci sia il quorum. In Sardegna, dove ha coinciso, il 60% dei sardi sono andati a votare contro il nucleare, perché la gente ragiona e pensa, indipendentemente dal fatto che in Sardegna la maggioranza è di centrodestra. Vuol dire che la gente può votare centrodestra ma ragiona con la sua testa, se gli dà la possibilità di capire, ragionare e votare. Quindi questo aspetto di partecipazione è molto importante. E voglio segnalarvi un aspetto che in qualche modo ha un'analogia, una coincidenza. Il mondo delle energie rinnovabili, il mondo del risparmio energetico, il mondo della coibentazione, il mondo del fotovoltaico è un mondo che richiede una partecipazione consapevole dei cittadini, non una centrale chiusa, militarizzata per i problemi del plutonio che oltre alle scorie viene prodotto come residuo dal nucleare e serve per fare le bombe atomiche e serve mischiato con uranio arricchito per fare un combustibile nucleare che si chiama MOX, ed è quello che nel terzo reattore di Fukushima, quello il cui nocciolo è compromesso, quello per cui ci sono tonnellate di radiazioni nell'aria e nelle acque dell'oceano, e dato che la Terra è questa qua, è piccolina, è unica,
l'atmosfera è unica, la biosfera è unica, non possiamo pensare che solo perché non lo vediamo più nelle notizie dei telegiornali e lo vediamo in 30ª pagina se c'è, sui quotidiani non ci sia più questo problema c'è e dobbiamo esserne responsabili. Le energie alternative, il risparmio energetico chiedono una partecipazione consapevole di ognuno di noi, chiedono una partecipazione consapevole delle assemblee del condominio dove viviamo, che invece di essere un oggetto delle barzellette o degli psichiatri o delle cause civili per le litigate tra vicini di casa, possono diventare una comunità responsabile e che inizia a dire quanto ci costerebbe mettere dei pannelli fotovoltaici sul tetto. Le banche ancora, adesso no perché il governo ha fatto saltare col suo decreto, non ha rinnovato le rinnovabili, ma prima le banche avevano messo a punto delle modalità di cosiddetto project financing per cui loro gratuitamente mettevano l'installazione, pagavano l'installazione dei pannelli fotovoltaici per un certo numero di anni, l'energia che i cittadini pagavano, la pagavano a loro. Quando loro avevano realizzato la copertura delle loro spese e il loro guadagno, restava proprietà totale dei cittadini quell'energia prodotta, per cui tutto ciò che i cittadini consumavano non lo pagavano, il surplus gli viene pagato dall'ENI o dalla 2A, cioè dal conferimento che viene fatto nella rete nazionale dell'energia. Capite che tutto questo comporta il fatto di sedersi intorno a un tavolo assieme, di parlare di questo, di guardare il portafoglio e quindi la salute legata al portafoglio, e la gente così impara a avere un ruolo attivo. Ma se la gente ha un ruolo attivo dice mi sono rotto le palle del bunga bunga, è una notizia che non mi interessa più, a me interessa di discutere delle mie questioni: salute, lavoro, energia, alimentazione, traffico, inquinamento dell'aria. Viviamo in una città peraltro dove avremo un referendum in coincidenza con quelli nazionali, i referendum locali. Uno riguarda proprio il problema del traffico e dell'aria. Che azione ha fatto la Moratti in questi giorni? Ha detto togliamo l'Ecopass, cioè togliamo ogni organizzazione ragionevole del traffico privato in città, ognuno è libero di fare quello che vuole, di inquinare come vuole. Se guardate è molto simile alle cose che ha detto Berlusconi in campagna dicendo tutto l'abusivismo è lecito, liberi tutti, ognuno faccia quello che vuole, si fa strame di salute, si fa strame di aria, si fa strame di vita, si fa strame di legalità. Bene, quando il Presidente della Repubblica chiede alla RAI Radio Televisione pubblica di informarci sui referendum, chiede qualcosa che la RAI non sta facendo. Ieri siamo stati alla RAI, davanti alla RAI, abbiamo chiesto un colloquio con il dirigente RAI, si sono impegnati con gli agenti della Digos che erano lì con noi a darci un colloquio, siamo stati lì 2 ore inutilmente, non ci hanno dato il colloquio. Vi dico già adesso, ve lo dico ad alta voce, torneremo lì, non ci danno il colloquio, ci sederemo dentro l'ufficio dei dirigenti della RAI e voglio vedere a quel punto se discutono o no con noi. E così inizia il secondo No Nuke Day di Milano. Grazie Fiorello.